lo stand offre peperoni, melanzane, castagne, limone, maccheroni, pane. Hai visto? Una sorpresa dei Fiumelinesi. È organizzato così in 448? Esatto, subito. Fare i maccheroni. Per fare i maccheroni. Bravissima. Ma già la duma si può mangiare anche subito al momento. Nasce nei primi anni 2000 proprio per dare risalto, valorizzare quelli che sono i prodotti tipici di questa terra, non solo di Fiume di Nisi, della vallata, che si estende poi ai nostri comuni limitrofi costieri, inizia di Sicilia, a Litterme, insomma, e anche ai Monti Peloritani, alle montagne, insomma, che ci proteggono e ci fanno confinare alla zona tirrenica. Quindi dare risalto alla nostra produzione, a quello che è appunto, diciamo, i piatti tipici, quindi i maccheroni fatti a mano con le sue carne di maiale, i salumi locali, i formaggi locali. Abbiamo tutto negli stand che potete vedere venendo appunto a trovarci, e vari prodotti, insomma, stagionali come le caldarroste, che non mancano mai appunto per i capricci d'autunno. Oltre a questo si possono trovare anche prodotti di pasticceria locale nelle nostre pasticcerie, e anche le cuzzole e le crespelle, sono pasta fritta farcite con la ricotta locale. Insomma, dall'antipasto al dolce c'è l'imbarazzo della scelta. Ci sono tante specialità che troviamo abitualmente qui nella Valle del Nisi? Assolutamente sì, noi abbiamo diversi produttori locali, abbiamo 20 stand enogastronomici, quasi tutti per intero sono stand dove operano aziende locali, quindi prodotti appunto della nostra terra. Ci sono anche prodotti agricoli in 2 di questi stand, potete trovare appunto prodotti anche verdure e ortaggi della nostra zona. Quindi questo è un orgoglio per noi, portare avanti questa iniziativa, questa manifestazione che ogni anno riceve sempre un gran numero di visitatori.